stilista siciliana originaria di Porto Empedocle, Patrizia Russo, ha partecipato con successo alla Settimana della Moda a Milano. Lei ha proposto e presentato il suo brand Marinisa Bag, una reinterpretazione della borsa siciliana realizzata a mano con materiali naturali. Al microfono di Gaetano Ravanà. Questa partecipazione è stata veramente eccezionale, mi ha arricchito tantissimo come persona perché ho conosciuto un ambiente totalmente diverso dal nostro. Questa mia esperienza è nata grazie a uno stilista empedoclino, Marco Castelli, che mi ha voluta con sé e mi ha regalato appunto questo sogno. A Milano ho voluto portare delle coffe che comunque rappresentavano me stessa, rappresentavano la mia terra, appunto perché volevo far conoscere al meglio sia me che la mia cultura. Ho portato delle coffe che rispecchiano la tradizione siciliana, ma nello stesso tempo rispecchiano la femminilità, l'unicità, la bellezza di ogni donna. La risposta è stata veramente entusiasmante, perché nonostante sia stata un evento diciamo maschile, perché era la settimana della moda maschile, è stata veramente una risposta entusiasmante che mi ha veramente resa felice, perché anche gli uomini hanno apprezzato la mia arte, si sono accostati a guardare le mie coffe con molto interesse. Allora, la mia scelta è stata così dettata dal cuore, perché io, essendo empedoclina, ho voluto dare onore alla mia città. Come ben sappiamo, i marinisi sono gli abitanti di Porto Empedocle, tanto nominati anche da Camilleri nei suoi romanzi. E quindi quale altro nome poter dare a una borsa, a una coffa che comunque ci rappresenta nel mondo e che comunque io voglio portare avanti, non perdendo le mie radici, che appunto sono quelle della Marina di Porto Empedocle.